Allora, siamo arrivati al trampolino Europa, trampolino Europa nel senso che ci siamo dentro fino al collo in un momento difficilissimo, l'ha accennato anche il nostro telespettatore, le elezioni europee che hanno visto primeggiare determinate tendenze, anche movimenti, eccetera. Semestre dell'Italia con delle aspettative peraltro, molti telespettatori non capiscono cosa vuol dire semestre italiano, magari due parole per spiegarlo, ma soprattutto lei come vede dal punto di vista economico questo contesto europeo in cui ci troviamo? Beh, anzitutto il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea è un semestre, è un fatto fondamentale, importantissimo. È importantissimo, È importantissimo quindi, perché i paesi che formano l'Unione Europea sono 28. A turno, per 6 mesi, anche i più piccoli, sono il Veneto come regione più grande di 10 di questi piccoli stati, hanno il diritto, tutti questi 28 stati, per 6 mesi di avere la presidenza dell'Unione Europea. Questo vuol dire, che vuol dire decidere praticamente le sorti future dell'Unione Europea. Ovviamente tu devi avere poi l'accordo degli altri partner, certo. perché sulla maggior parte delle competenze, che sono tantissime dell'Unione Europea, hai il voto a maggioranza, quindi tu devi riuscire ad avere la maggioranza qualificata dei 28 paesi, in certi casi addirittura l'unanimità. Però l'ordine del giorno lo fai tu che sei presidente di quel semestre che tracci quelle che devono essere le politiche future. Ora, io domando anche al telespettatore se ha capito quali sono le cose che vogliono essere, le politiche che vogliono essere portate avanti dal nostro sistema paese. Forse quella che si è capita di più è quella no all'austerità. Esatto, minor no rigore. all'austerità, però attenzione, perché vuol dire un non controllo di quel famoso debito pubblico, che peraltro abbiamo visto essere già in una situazione di fuori controllo, per cui siamo veramente in una situazione. Le politiche europee non sono solo questo. Le politiche europee sono le politiche a favore dello sviluppo dell'impresa, sono le politiche per la formazione, per il sociale, per la sanità, sono politiche per la ricerca e sviluppo tecnologico, sono politiche variegate, tantissime, e sono importanti. Bisognerebbe avere un quadro di questo. Dalle informazioni che noi stiamo ricevendo da Bruxelles, per il momento l'Italia è poco presente. D'altra parte questa poca presenza del nostro Paese a livello centrale presso le istituzioni europee è cosa vecchia. Io avevo fatto da ragazzo la mia esperienza di lavoro a Bruxelles presso le istituzioni europee, e quello che si diceva all'epoca e si diceva da parte di funzionari europei italiani: l'Italia non c'è mai, non partecipa alle riunioni, è assente, decidono gli altri, quindi non per colpa degli altri ma per colpa nostra, sta continuando. Forse adesso un pochino meno, perché ci sono gli uffici di rappresentanza regionale che provocano una buona e sana concorrenza con il livello di rappresentanza che però è statale, non può essere lo Stato membro, è l'Italia, non sono le regioni, quindi sono loro che devono essere a livello statale presenti. Ecco, quindi l'Europa è la struttura, questa macro entità che può essere una delle soluzioni ai nostri problemi. Ora, viene da ridere quando o viene da piangere quando sentiamo che le nostre autorità al governo protestano perché, per esempio, interviene l'Unione Europea per quanto riguarda i ritardi dei pagamenti. Voi sapete, c'è stata una polemica fra il commissario Tajani, che ne ha la competenza, e il ministro Padoan, che io preferisco chiamare Padoan perché, essendo un nome veneto, si pronuncia con l'accento finale. E il ministro Padoan ha reagito duramente contro l'apertura di una procedura di infrazione, perché la Comunità Europea cos'è che ha rilevato l'Unione Europea? Che, ahimè, le imprese non vengono pagate. Quindi gli sforzi che sono stati fatti fino adesso dai governi tecnici sono stati insufficienti, abbiamo un tempo di pagamento che è di, non so se 10 volte tanto quello ammesso a livello europeo di 30 giorni. Allora, questa situazione qua deve dire a noi, dobbiamo fare mea culpa, dobbiamo dire stiamo sbagliando, è giusto che l'Unione Europea apra un'infrazione perché siamo fuori regola. Ma il nostro sistema è fuori regola anche nel rispetto della nostra Costituzione. Questa non è una divagazione di poco conto, perché proprio il nostro sistema a livello statale è un sistema che fa fatica a rispettare le regole che esso stesso si dà. E questo è un altro elemento culturale molto grave, molto importante, perché quando chi dà l'esempio, che è lo Stato, non dà il buon esempio, ecco che allora che cosa succede? Che anche gli altri dicono, e che i cittadini, beh allora anche noi non rispettiamo le regole che ci diamo come società, la societas, l'insieme di soggetti che devono collaborare invece fra di loro, vivere insieme, no? Ecco, allora
L'Europa è la grande societas che raggruppa tutti questi vari entità, questi vari paesi, questi stati e queste diversità di culture. Oggi l'Europa è in crisi, ma perché è in crisi? Perché gli stati nazionali vogliono riprendere tutto il loro potere, quegli stati nazionali che hanno portato alla prima e alla seconda guerra mondiale. Rischiamo grosso, quindi infatti noi parliamo molte volte, anche in questo studio abbiamo parlato anche del problema dell'indipendenza. L'indipendenza è una conseguenza del fatto che la gente sente non c'è il federalismo, ce l'hanno promesso, non ce lo danno, allora molti diventano indipendentisti. Ma questo non è un problema grande rispetto al problema dei nazionalismi. Il problema vero in Europa che noi abbiamo è quello dei nazionalismi, dove ognuno dovrebbe andare per conto proprio. A quel punto noi, come Veneto, avremo un problema enorme. Oggi l'Italia, e non solo il Veneto, è tenuta in piedi dalle esportazioni. Tutti voi sapete che sono le esportazioni che... Ma perché noi abbiamo così tante esportazioni? Uno, perché noi siamo bravissimi a produrre, nonostante le tasse che ci mettono sopra, tasse infinite, non ne possiamo più di queste tasse. Abbiamo una situazione di grandissima difficoltà, eppure noi riusciamo, nonostante questo, i nostri imprenditori sono grandi perché riescono a vincere la sfida internazionale e riescono ad esportare. Ma la seconda ragione per cui si esporta è perché ci sono dei trattati internazionali che sono di competenza dell'Unione Europea che permettono che noi possiamo portare i nostri prodotti fuori senza nessun problema. E poi il nostro mercato maggiore e più importante è proprio il mercato europeo, quello che fa parte. Quindi l'Europa è un attore fondamentale, il semestre di presidenza italiano è fondamentale, è un attore fondamentale e noi dobbiamo guardare all'Europa come un partner positivo e non, come abbiamo detto all'inizio, se abbiamo dei problemi, dire che i problemi ce li crea l'Europa. Questo non è l'esempio, per esempio, della... Ecco, noi abbiamo, tanto per far vedere una slide, no? La numero 12, può essere interessante, perché riguarda praticamente vantaggi e svantaggi, una slide molto non ipocrita, perché diciamo svantaggi e svantaggi del Veneto di essere in Italia e del Veneto di essere in Europa. Quindi abbiamo voluto essere molto chiari su questo tema per far capire che volendo bene al nostro Paese e all'Europa ci sono però alcune cose che bisogna tenere sotto controllo e sapere che esistono. Per esempio, vedete, in Italia il residuo fiscale, cioè quanto noi diamo al resto del Paese, è di circa 20 miliardi di euro. E il saldo commerciale, cioè il rapporto commerciale fra noi e le altre regioni italiane è negativo, cioè noi abbiamo più importazioni dal resto d'Italia che esportazioni verso il resto d'Italia. Quindi il dato non è molto positivo. Ecco perché noi dialoghiamo a livello nazionale per cercare di rimediare questi due problemi grandi, per dare giustizia ai lavoratori e anche alle imprese venete. Il Veneto in Europa ha sì un residuo fiscale negativo, teniamo presente che l'Europa ci costa però solo il 2% delle tasse che noi paghiamo, cioè noi praticamente diamo circa 1,7 miliardi all'Europa e trasciniamo poi sul territorio 900 milioni di euro. Il resto è solidarietà alle regioni più povere d'Europa. Perdiamo qualche soldo, però abbiamo un saldo commerciale che in questo caso invece è positivo per un totale appunto fra paesi UE e paesi extra UE che è di circa 15 miliardi, il record l'abbiamo raggiunto proprio l'anno scorso e già i dati di quest'anno sono molto confortanti. Quindi l'Europa è un club al quale conviene partecipare, però bisogna essere presenti. Noi siamo presenti con un nostro ufficio di rappresentanza regionale, fin quando il centralismo non distruggerà anche questa opportunità che noi abbiamo, e però voglio citare proprio l'esempio del fatto che con la Regione noi siamo andati su varie volte a Bruxelles a trattare con le autorità comunitarie per l'applicazione di certe norme, ne parlavamo proprio in una trasmissione, c'era l'assessore Finozzi, il problema per esempio delle concessioni demaniali che sono di competenza in questo caso della Regione, e l'Italia non ha risolto il problema, noi l'abbiamo risolto perché abbiamo predisposto una legge regionale che permette, per risolvere il problema degli imprenditori che utilizzano le spiagge, che gestiscono le spiagge, di fare investimenti ma di avere una concessione più lunga. Con Bruxelles abbiamo parlato e abbiamo trovato la soluzione, quindi la concessione si può allungare in funzione dell'investimento che si fa. Una soluzione trovata insieme fra noi e le autorità di Bruxelles con grande serenità, non c'è stato nessun problema, basta dialogare, basta parlare. Quindi ci sono anche, ecco perché magari chi ci segue non è a conoscenza di queste situazioni, come vengono risolte, transate, eccetera.
con un dialogo diretto, immediato, attraverso gli enti istituzionalmente preposti a livello territoriale che conoscono la dinamica, la problematica, certe soluzioni possono essere trovate. Questo è anche importante saperlo, perché tanti effettivamente dicono sì, ma cosa serve a questo punto l'euro sportello? Che cosa mi viene a servire? Sì, non ne vedono l'utilità, perché non riescono a comprenderne proprio l'utilizzo. Poi recentemente sono entrati in discussione anche i GAL stessi, no? Che sono un presidio territoriale importante, però chi non riesce ad accedere a certi progetti perché non li comprende non ne ravvede l'utilità. Quindi è importante che esistano anche queste braccia lunghe del territorio che possono cogliere l'opportunità e quindi aiutare anche gli operatori del settore, imprenditori. Ma io credo in una parola, che bisogna essere informati. Per essere informati oggi tramite internet non ci sono problemi. Se gli ascoltatori che sono interessati all'Europa entrano nel sito eurosportelloveneto.it, trovano tutte le informazioni, possono partecipare ai progetti europei, ai finanziamenti, ma anche al processo di formazione delle leggi europee. L'importante è sapere, conoscere e non farsi imbrogliare da certi mass media, da certi giornali o da certa stampa che, finanziata magari dal livello centrale del nostro paese, ci dice chiudiamo tutti gli enti locali e teniamo tutto a Roma. Se si fa questo avremo grandissimi problemi. Allora, detto questo, grazie a Gianangelo Bellati di averci supportato in questo percorso di informazione e anche di comprensione maggiore di certe dinamiche. Grazie a voi di averci seguito. Io vi aspetto questa sera alle ore 21 come sempre. Parleremo di riforma del terzo settore, un'altra cosa molto molto importante. Abbiamo visto che anche qui l'Europa e l'eventuale semestre italiano potrebbe avere un ruolo strategico. Terzo settore è vitale anche per la nostra vita, per la nostra economia. Ne parliamo insieme con i nostri ospiti questa sera. Grazie, buon proseguimento, grazie ancora.